Sesta corsa dall'Arcoveggio, il confronto sul doppio chilometro, Fashion Cup, Futura 3B, Firefly Night, Frida Pax, Phantom OP, Fever 3F, Fiamma BFC, Falcon Baldone, Footloose Griff, Federer ZS, Funky Gallo, macchina che accelera e stacca, partiti in questo momento con la velocità iniziale di Frida Pax Numero che tenta 5 di Phantom OP avvantaggiarsi. squalificato. Tanto la squalifica per Phantom Numero OP. 10 Federer ZS squalificato. Non riesce a sfondare Frida Pax e così sulla curva rientra bene Fashion Cup che ha però Numero all'esterno 7 Firefly Fiamma Night che BFC insiste e squalificato. attacca. Firefly Night passa in vantaggio, all'esterno c'è Futura 3B che interviene subito, ma intanto ha preso il comando Firefly Night con primi 400 metri in 29,6 comunque svelti, e Firefly conduce nei confronti di Fashion Cup, mentre Futura 3B figura all'esterno scoperta. Percorsi esterni c'è anche Footloose Grip, mentre gli 800 iniziali se ne vanno in 1:1 esatto con 31,4 di secondo quarto. In vantaggio Firefly Night, all'esterno Futura 3B, alla corda Fashion Cup, poi Footloose Griff, gli altri a seguire. Abbastanza raggruppato il pelotoncino che ora passa per la seconda volta davanti alle tribune con le posizioni pressoché invariate. I primi 4 però si sono staccati. Prime 2 pariglie, quindi con Firefly Night in vantaggio, all'esterno è Futura 3B, poi Fashion Cup alla corda e Footloose Griff percorsi esterni, gli altri più discosti. Siamo a 600 dalla conclusione con Firefly Night che continua a condurre, insiste comunque Futura 3B al suo esterno a 500 dall'arrivo, da un attacco deciso, ma ribatte per il momento Firefly Night. 2 seguiti da Fashion Cup, 400 scarsi alla conclusione, parziale svelto in 15:1. Siamo ora sulla curva finale, a metà della quale si rinnova il duello fra Firefly Night e Futura 3B. Firefly Night in vantaggio, Futura 3B percorsi esterni, più indietro Fashion Cup, retta d'arrivo. Entra in vantaggio Firefly Night, Futura 3B attacca nuovamente ai 50 conclusivi, mette qualcosa davanti e infine passa per vincere. Futura 3B sullo stesso Firefly Night al terzo posto, finisce Fashion Cup 1:16,2 ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere. Prestazione davvero notevole per Futura 3B che conferma l'ottimo momento e che l'ultima rottura è stata soltanto un fatto occasionale. 4 vittorie nelle ultime 5 uscite, 5 nelle ultime 6 per Futura 3B, in sediolo Manuel Casillo per conto di Gennaro Casillo e della proprietà dello stesso Manuele Casillo.